Daiolo 77 Kogas e Janas. Oggi abbiamo 10 giugno 2020. La Sardegna, come risaputo, è un immenso santuario a cielo aperto. La sua cultura ancestrale è restata immutata nel tempo, esattamente come le costruzioni possenti e solide che la contraddistinguono. Sembra che il tempo, nella pace della ruralità della stragrande parte del suo territorio, abbia smesso di scorrere. E così rinverdiscono i miti del passato che, visti dalle città civilizzate, sembrano provenienti da altri lidi. Ma così non è. Nelle campagne e nei paesini restano ancora le antiche storie di Kogas, Janas, Acabadoras, Bruxas. Resiste la pratica del Samegine Sogu, del Sogubuntu, del Frastimus Etius. Resiste in ultima analisi la nostra sardità ancestrale, non inquinata da modernismi internetiani industriali e americaneggianti. E queste storie così magicamente tramandate hanno la propria valenza etica. Immancabilmente il cattivo verrà punito e il buono ricompensato. Per i buoni c'è sempre una Giana a proteggerli, ma i cattivi si devono aspettare i dispetti malefici dei Skogas. È la versione ancestrale dell'eterna legge del karma, presente nell'isola come nel resto del pianeta, ma qui la tradizione sembra più verosimile, per via del fatto che la gente sarda ha avuto pochi contatti esterni e le storie sembrano più direttamente tramandate. Sembra che le Giana, secondo tradizioni orali ben radicate, siano esseri benevoli e notturni con aspetto femminile, di proporzioni minuscole, si trasformino però in Koga streghe se di fronte a comportamenti poco rispettosi nei loro confronti. In quel caso perdono alcune loro caratteristiche, perdono la luce che le avvolge, i capelli setosi e dorati diventano ispidi, il rosso fuoco delle loro vesti diventa nero e possono uscire anche di giorno. La tradizione vuole che abbiano costruito le loro case con il solo aiuto delle loro unghie lunghe e robuste. La Sardegna è trapuntata da case delle fatte, is domus de Janas, diffuse sui rilievi dell'isola. Quando percorrete sentieri poco battuti, potreste avere la fortuna di scoprire nuove domus de Janas. Essendo le domus de Janas costruite per lo più in costoni scoscesi e poco comodi da raggiungere o per niente comodi, si presume che quegli esseri minuti riescano a volare, ma nessuno le ha mai viste compiere quel gesto. Appaiono nei sogni della gente e in genere dispensano gioie e favori, se chi le vede è una persona buona, altrimenti il sogno diventa un incubo che si materializza anche al di là del sogno. Hanno paura della luce anche perché non ne hanno bisogno. Esse stesse sono luce. Sono delle abili tessitrici, confezionano vestiti con lino e canape, che trapuntano con fili d'oro e d'argento. I bimbi appena nati, più fortunati, vengono avvicinati dalle Janas, che trasferiscono loro una qualità impercettibile della loro luce. Oggi sono sempre più rare, disertano le grandi città e si concedono alla vista solo alla gente semplice, campagnola, che, forte della luce ricevuta, sarà fortunata in eterno.
Libero pensiero natalizio. Vabbè, manca molto a Natale, ma non fa niente. Vorrei trovare sotto l'albero di Natale una montagna di regali. Vorrei trovare tutti insieme i disagi indotti della gente, vorrei trovare e ridere di tutta la infinita dabbenaggine dei sardi. Vorrei trovare i cervelli che non hanno intenzione di attivarsi, degli idioti, dei traditori, dei servi mentali, di chi asseconda, di chi applaude, di chi paga, di chi versa, di chi porta il borsellino in posta, di chi foraggia lo stato traditore. L'italianismo è dentro di noi, il pressapochismo tutto italico, l'irrazionalità, le deleghe e la demeritocrazia, i favoritismi, gli atteggiamenti da supereroi, l'arroganza dei prevaricatori, i presunti e supposti leader, altrimenti definiti capi bastone. Vorrei una foto di ciascun traditore e di tutte le traditrici. Vorrei vedere scritto su un foglio nero i nomi delle iene, quelle che con 10 comprano 100. Vorrei capire il sonno infinito della gente. Vorrei vedere materializzarsi il male e tutte le malvagità. Vorrei fare un grande falò di tutto questo, riscaldarmi a quel fuoco, guardandomi attorno per scoprire chi si può salvare e chi no. E respirare intensamente quel fumo, prendere dentro di me tutto il male, finalmente vomitarlo. Vorrei che da queste ceneri nascesse la parola più dolce che esiste. Non la pronuncio perché per noi sardi è sacra da millenni. Si chiama pagare. Comprare tutto, i semi, l'acqua, l'aria, il sole, la felicità, il parcheggio, la spiaggia, la bellezza e la morte. Pagare per poter guardare la luna, pagare per appoggiare i piedi per terra, pagare per poter accarezzare tuo figlio, pagare per sentire il vento tra i capelli, pagare persino per lavorare, pagare per sopravvivere, pagare persino le tasse, pagare 2, 3, 4 volte la tua casa, pagare 2, 3 volte la tua auto, pagare per curarti ammalandoti, spendere per respirare, spendere per curare l'aria che respiri, regalare tuo figlio allo Stato, affidare la sua formazione alla scuola che avrà l'intenzione di farne un soldatino ubbidiente. Ho varcato il confine. Mi disinteresso della cassetta delle lettere, delle raccomandate che chiedono e non danno, della pubblicità che illude, del potere che difende solo chi non ha bisogno di essere difeso. Vedere frustrazione, vittimismo, rassegnazione negli occhi della mia gente. Pagare persino per farci schedare. Spendere la nostra vita e il nostro tempo facendo favori al potere. Per fortuna penso di esserne uscito. Sono in cammino. Mi aspetto che affrettiate il passo. E infine la parte finale di un articolo intitolato Capisco. Nascere in un grande ospedale, crescere in un ambiente, diciamocelo pure, innaturale, percorrere la propria vita godendo per pochi attimi
di vacanze felici la bellezza della natura. La natura, si è saputa apprezzare, è curativa, rilassante. Il contatto con i nostri amici animali a volte è terapeutico. Trascinare la propria vita a contatto con una miriade di persone, credendo di essere in simbiosi con loro, eppure irrimediabilmente solo nonostante. E infine morire nello stesso posto nel quale si è nati, in un letto di ospedale. Alla prossima, ragazzi.